Buongiorno a tutti. In questi giorni si stanno susseguendo fortissimi tornei in tutto il mondo, il Grand Swiss per esempio. Diciamo che ci sono partite fortissime da commentare, partite di altissimo livello, però è anche proprio dovere fare un report sui tornei che avvengono a un paio di chilometri da casa propria. Oggi guarderemo l'ultimo report da Malaga, l'ultimo turno del torneo internazionale Città di Malaga tra due giocatori fortissimi in una situazione di must win, ovvero il bianco è un giocatore sulla carta, un giocatore comunque fortissimo, ma sulla carta più debole del nero. Il bianco ha 2458 punti elo, è un giocatore cubano, Martinez Ramirez Lennis. Il nero è un giocatore armeno con 2634 punti elo, Karen Grigorian, già presentato in passato su questo canale in alcune sue partite. Entrambi i giocatori avevano perso con la sorpresa del torneo, diciamo, con, eh, con un giocatore che aveva mezzo punto in più di loro, quindi per arrivare primi ex aequo avrebbero dovuto effettuare un risultato decisivo in questa partita, quindi la patta non andava bene a nessuno dei due. Il bianco, ripeto, è un giocatore sulla carta un po' più debole, però ha il bianco che a questi livelli ha un valore altissimo. Vediamo cosa succede in questa partita, dove i giocatori se le daranno di santa ragione. Il bianco gioca E4, il nero gioca C5, cavallo F3, D6. Entrambi i giocatori, ok, il nero ha optato per la siciliana, che è una delle partite più aggressive. Il bianco gioca la variante aperta, anch'essa la variante principale, appunto la più aggressiva per vincere. C per D, cavallo per D, cavallo F6, cavallo C3, il nero gioca la variante Najdorf. Il bianco gioca di nuovo la linea classica, la più giocata, che è alfiere G5, la più aggressiva di tutte. L'idea è giocare F4, donna F3, arrocco lungo, alfiere C4. La mossa più normale è sempre stata I6, ma il nero gioca cavallo D7, che è un po' più moderna. Il bianco gioca alfiere C4, che è la seconda mossa più giocata, la prima mossa è F4. E a questo punto il nero, ok, visto che sono potuto anche intervistare i giocatori e sapere un po' cosa pensavano, ok, il nero qua ha come linea principale donna B6, ma Karen giocò donna A5. Sta mossa è un pochino più rischiosa rispetto a donna B6. La B6 attacca il pedone in B2. Si considera dubbia, però diciamo che soprattutto in questi open all'ultimo turno bisogna rischiare, perché appunto la patta è un risultato che non va bene e diciamo che per giocare e per vincere da nero bisogna sempre prendersi qualche rischio. Bianco ha giocato donna di 2, bianco difende l'alfiere e prepara l'arrocco lungo, e 6 arrocco lungo, e qua il nero inizia subito il suo attacco con B5. A questo punto ci sono tante linee buone. Alfiere per E6 è un sacrificio interessante, è stato giocato nella pratica e non sembra funzionare, sembra che il nero abbia varie difese, però fa paura, no? Un pezzo per due pedoni, il re al centro, comunque la pratica già insegna che il nero ha varie strade che lo portano ad una buona posizione, ma la mossa più forte del bianco qui, che gli darebbe un vantaggio indiscutibile a livello teorico, perché poi la pratica è un'altra cosa, sarebbe stata alfiere B3, che non è la mossa che è stata giocata in partita, che è alfiere D5, che ora vedremo che proprio è una mossa complicatissima. Ma alfiere B3 sarebbe stata la mossa principale, semplicemente il bianco vuole
mettere la torre in E1, attaccare, giocare con F4, F5, F4 E5 oppure F3, G4, H4 con attacco potente. Di solito il nero gioca alfiere B7, torre A I1. Su mosse come alfiere E7 possono già seguire dei sacrifici tipo cavallo F5, perché su E per F5 e per F5 ci sarebbe un attacco pericolosissimo lungo la colonna E, terribile. E quindi qua l'idea del nero, un'idea molto strana nella siciliana, sarebbe arroccare lungo. Si arriva in una posizione dove il nero ha arroccato lungo ai pedoni A6 e B5 che sono molto indeboliti, però anche i piani del bianco di attaccare sull'ala di re non funzionano molto. Una posizione che, se si guarda con i motori moderni, è considerata chiaramente vantaggiosa per il bianco, ma in partita è tutta un'altra cosa. Il bianco deve giocare, il bianco non ha più il piano di attaccare sull'ala di re, il nero può giocare piani come alfiere E7, re B8, torre C8, cavallo I5, C5. Quindi nonostante il bianco abbia un vantaggio obiettivo anche nelle partite per corrispondenza, eccetera, può succedere di tutto. Il gioco è tre risultati ed è l'ideale per chi appunto è in una situazione must win, per tutte e due. Il bianco gioca alfiere di 5 per forzare ancora di più il gioco. E ora per esempio il bianco vuole forzare la torre a muoversi, perché se la torre si muovesse ci sarebbe un doppio. Se l'alfiere venisse catturato, il bianco vincerebbe perché aprirebbe la colonna e prima di tutto attaccherebbe la donna, che si sposta, poi è per D5 e ora sta per accadere una strage lungo la colonna E. Il re nero sta per essere catturato. E sì, il bianco qua, come hanno dimostrato varie partite, ha un attacco decisivo. Il nero viene giocato B4, cioè anziché prendere l'alfiere, il nero lascia la torre in presa e contrattacca il cavallo in C3. Un casino, perché ora se il cavallo si spostasse, allora sì che il nero prenderebbe in B5 senza che ci sia un grande attacco lungo la colonna. E addirittura se il bianco giocasse qualcosa come cavallo C6, ora senza il cavallo in C3 il nero prende in A2 minacciando matto, quindi le cose sarebbero totalmente diverse. Quindi dopo B4 il nero prende in A8, il bianco prende in A8, il nero prende in C3. Ora, ok, la situazione è estremamente interessante, perché in caso di donna per C3, il nero prenderebbe in C5 con scacco, prendendo appunto il secondo pezzo per la torre, avendo un grandissimo vantaggio di materiale. Il bianco giocò B per C3, il nero catturò in A2. A questo punto la posizione è complicatissima, qua ci sono tantissime partite con il sacrificio della qualità in C3 in una versione un po' diversa, cioè dove il nero mette la torre in C8 e la sacrifica in C3 anziché giocare B4. Una partita famosa è la partita Movsesian-Kasparov. Il nero non ha minacce concrete, perché parte il matto. Comunque una volta che verrà parato il matto il nero non avrà minacce concrete, ma il re bianco è debole per sempre, il nero potrà anche terminare lo sviluppo, arroccare e creare un attacco fortissimo contro il nero. Certo il bianco ha la qualità in più, ora vuole difendersi. Il nero gioca alfiere E7, semplicemente il nero vuole completare lo sviluppo. E il bianco gioca F4. Se il bianco provasse a scappare con il re, fare la migrazione del re di Petrosian, seguirebbe cavallo per E4, donna per E4, alfiere per G5 scacco, F4, e ora si può giocare la mossa D5 intermedia, su donna E3 alfiere F6, e nero una grandissima posizione. Perché? Perché innanzitutto il nero ha già del materiale per la qualità, però il nero ha un pedone per la qualità. Il nero ha 6 pedoni, il bianco ne ha 5, il bianco ha i pedoni doppiati anche, il re è debole, il nero arroccherà, quindi c'è compenso per solo un'unità di materiale. A questo proposito, anche per approfondire la conoscenza di posizioni di questo tipo, raccomando anche corso Harakiri sui sacrifici di lungo termine. Il nero semplicemente può continuare con mosse come donna C4, cavallo B6 A4, cavallo B6 C4 anche, se gli viene dato il permesso. Il nero ha un compenso più che sufficiente, a volte si potrà anche aprire il gioco con il 5.
Quindi il bianco non scappò con il record, giocò F4 per difendere l'alfiere, no? Per evitare appunto questo tatticismo. F4, H6. Ora l'alfiere in H4 non sarebbe difeso, il nero avrebbe tante mosse, tra cui per esempio potrebbe essere possibile, sono varie idee, anche cavallo per E4 potrebbe essere interessante perché l'alfiere è indifeso, solfiere per E7, donna 1 matto, e se il bianco prende in E4 potrebbe seguire per esempio alfiere per H4 e la posizione sarebbe molto complessa, sarebbe estremamente interessante, ancora il nero avrebbe certamente un compenso per la qualità sacrificata. Già un pedone, nero potrà arroccare. E sì, ripeto, sicuramente qua il nero starà molto bene. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Davvero giocare in questo modo, avere del materiale in meno, è una cosa che può rendere nervosi molti. Molti possono essere nervosi avendo materiali in meno perché poi c'è il rischio che l'avversario cambi tutto, arrivi al finale, vinca, però bisogna arrivarci al finale, no? E questo è il problema. Cioè, in questa posizione è molto difficile per il bianco riuscire ad arrivare al finale, quindi qua qualcosa di questo tipo potrebbe essere molto interessante. Anche mosse come D5 potevano essere interessanti perché l'alfiere è sospeso, se nero prende può seguire E per D5 e poi ci sono idee per esempio di cavallo E4, non so, diciamo che ora il bianco fa il furbo e gioca, non so, una mossa tipo torre E1, no? Perché per esempio, non so, torre H1 potrebbe minacciare matto, no? In E7, che nero a questo punto gioca cavallo E4 e cavallo E4 è devastante perché prende la casa in D2 al re, minaccia matto, c'è l'alfiere in presa e il nero sta meglio. Anzi, il nero vince. Perché dire che sta meglio quando proprio vince? Ok. Dopo H6 il bianco ha giocato alfiere per F6. Alfiere per F6. Ora il nero ha la coppia degli alfieri e un pedone per la qualità. Anzi no, il nero ha la coppia degli alfieri e non ha pedoni per la qualità. Però il compenso è sufficiente per compensare appunto due unità di materiale. Il bianco gioca re di 2 per scappare con il re. Donna A5 che inchioda il pedone in C3 e minaccia alfiere per D4. Donna C4 difende e contrattacca a Rocco. Ecco, e qua il nero continua proprio con grandissimo sangue freddo. La posizione del nero è ancora micidiale, ci sono varie idee. Per esempio, portare i pezzi in gioco con calma. Cavallo V6 a 4 o cavallo V6 per allontanare la donna e giocare alfiere per D4 o spingere in E5 su F per cavallo per, poi attivare l'alfiere, la torre. C'è questo alfiere che potrebbe essere impreso in futuro. Il bianco ha giocato cavallo C6 che però non si rivelò altro che una perdita di tempo perché il nero giocò donna B6 per entrare in F2. Il bianco ora praticamente è costretto a tornare con il cavallo in D4 perché per esempio se il bianco gioca torre F1 ora ci sono dei problemi su questa diagonale, potrebbe seguire A5 AI con idea di alfiere A6. Il bianco ha problemi gravissimi. Su torre B1 attaccando la donna nera, alfiere A6 comunque. E risulta che poi il bianco avrebbe tutto perché con alfiere per C4, sì, che il bianco avrebbe tutto in presa e nero vincerebbe. Cioè nero ha la coppia degli alfieri che è fortissima e questa torre è sotto attacco, questa torre è sotto attacco, l'alfiere è sotto attacco, nero vince. Dopo donna B6 il bianco ha giocato cavallo D4. Ecco, e a questo punto ci sono tanti modi di giocare. E ne ho giocato una mossa superba. Ho giocato D5 perché il re bianco è il centro e bisogna aprire le linee centrali. Questo pedone a volte in presa. Ora il bianco ha preso in D5. Ora donna B8 con attacco su F4 e su A8. Ora in caso di alfiere C6 può seguire E per D. Su donna per D5, donna per F4 il nero perde. Su re il bianco perde. Su re 1, torre 8 e c'è un attacco colossale, un attacco terrificante su cavallo 2 alfiere per C3
e la posizione del bianco crolla su re d3, cavallo e5 per esempio, seguita appunto da un attacco terribile, perché su re il re non può scappare da questa parte, su re 2 alfiere g4 e il bianco sta davvero male. Bianco giocò d per e6 per aprire il gioco e semplicemente cavallo b6, incrementando la pressione, incrementando le minacce. E per f7, torre per f7 semplicemente. E ora davvero la posizione bianca è sull'orlo del collasso. Il bianco qua ha giocato donna f1. Su donna b3 il nero potrebbe giocare donna per f4 e il re bianco è nell'occhio del ciclone. Su re 2 alfiere g4 con attacco fortissimo. Un attacco fortissimo, davvero. Cioè, l'attacco è micidiale, per esempio su re e1, donna e3. Il bianco perde su re f1, alfiere per d4. Scacco. Davvero un disastro la posizione bianca. Forse re 3 potrebbe essere un tentativo di giocare, però la posizione non può reggere, perché innanzitutto con cavallo per 8 il nero ha più materiale. E il nero ha già vari pezzi per la torre e non si vede appunto una difesa soddisfacente. Il re bianco è nell'occhio del ciclone e verrà attaccato poco a poco. Anzi, poco a poco, verrà attaccato in modo dirompente. Il bianco ha giocato donna f1 per difendere f4, ma ora cade a 8. Ora il nero ha due pezzi per la torre in medio gioco. Due alfieri. Il bianco ha dei pedoni, ma il nero appunto ha il pedone passato nel finale, ma nel finale non ci si arriva. Struttura distrutta, re debole, alfieri mostruosi. Torre b1, cavallo d5. Donna f3 e ora alfiere per d4. È sempre spiacevole dare questo alfiere per migliorare la struttura dei pedoni bianca, ma qua torre per f4 i pezzi neri entrano in gioco. Ora donna d3 non sarebbe particolarmente forte, perché si potrebbe giocare, non so, donna a 7 per dire, qua non si sa bene come difendere d4. Su c3 potrebbe seguire, non so, alfiere f5 per dire, con attacco fortissimo, con un'infilata. Il nero starebbe meglio appunto in moltissimi modi qui. E anche mosse come torre f2 sarebbero devastanti. Donna e2 ha giocato il bianco, alfiere f5, si poteva prendere in d4 anche, ma non c'è fretta. Alfiere f5 portando tutti i pezzi in gioco. Il materiale è ufficialmente pari, però in realtà nel meglio gioco sono sempre meglio i due pezzi della torre, ma il re bianco decide. Torre 1 per provare a cambiare le donne, re h7 posizionale, non c'è fretta. Re c1 per mettere al sicuro il re, torre per d4. Donna e5 creando un attacco doppio apparentemente, ma donna c8 attaccando e difendendo. Su donna per d4 seguirebbe matto in c2. Il re nero al sicuro, il re bianco no. Questa è la differenza. Re nero al sicuro, re bianco in pericolo. Bianco gioca torre b2, a questo punto torre c4, rinnovando le minacce. Torre 2, cavallo f4, attaccando e2, minacciando cavallo d3. Torre d2, cavallo d3. Doppio. Torre per d3, alfiere per d3, ora il nero ha recuperato anche la qualità un pezzo in più e minaccia l'attacco contro c2, c3, torre per c3, re d2 e a questo punto torre c. Torre per c2, donna per c2 con il pezzo in più, poi il nero vince in modo facile, per esempio qua non so, a5 per andare a donna, se il bianco catturasse in a5 seguirebbe matto in e2, se no il pedone andrà a donna, il bianco non ha scacchi, perché questa diagonale difesa e la settima traversa è difesa anche. Bianco ha giocato re per d3 e qua donna c4 e il bianco abbandona. Il bianco abbandona perché su re e3 seguirebbe quantomeno donna e2, re f4, donna per e5, re per e5, torre per b2, il nero ha la torre in più. Questa partita Karen Grigorian è arrivato primo ex aequo al torneo e quindi una prestazione con molti rischi che è valsa la pena. Il bianco, il fortissimo giocatore cubano anche, Martinez Lennis, ha provato anche lui a giocare per vincere, quindi
ha lottato comunque con onore, ha giocato la linea più diretta, una linea molto aggressiva, la Najdorf con alfiere G5, però purtroppo non sempre le cose, soprattutto contro gli avversari forti, hanno risultati positivi. Di fatto qualcuno deve pure perdere, no? Se qualcuno vince, purtroppo qualcuno perde. Va bene, spero che questa partita vi sia piaciuta e speriamo di vederci presto con altri report di altri tornei. Grazie mille, a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!